E quindi noi vogliamo parlare del protagonista sottovalutato degli anni zero, il Bellimbusto. Vogliamo parlare? Sei bellissimo! Tendenzialmente intrattengo rapporti superficiali e vado a ronzo con la mia faccenda rassicurante, così nessuno si accorge che invece sono pieno di menate e tanti altri problemi che non ho mai risolto e forse non risolverò mai. Tendenzialmente non affronto mai taluni argomenti, sorrido molto e conquisto quasi tutti i presenti, in più nessuno si accorge di quanto sono pieno di menate e tanti altri problemi di cui dovrei parlarvi, dei quali non vi parlerò mai. Vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso in banca. Vorrei, chissà se ce la farò mai. Tendenzialmente io frequento soltanto alcuni locali e vado a zonzo indossando occhiali scuri griffati, così nessuno si accorge che ho sempre le pupille dilatate. Sarebbe salutare ridurre le pippate, ma forse tanto male non fa. Da un po' di tempo sto vedendomi con una ragazza, va tutto bene, ma mi ha chiesto quando andiamo in vacanza. C'è troppo coinvolgimento, sarà che ho un po' paura dell'amore. Mi sa che va a finire che adesso ci lasciamo e forse non mi sposerò mai. Vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso in banca. Vorrei, ma so che non ci riuscirei. Fare una lampada abbronzante, comprarmi una bella Porsche e andare in giro come un Bellimbusto sulla mia Porsche. La 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 lero, la la la. Corso Como, ci vediamo giù, tranquillo? Sto ascoltando la bamba, quando sei giù dopo te la faccio ascoltare anche a te la bamba. Ascolta, ho un piccolo problema di liquidità, se quando sei giù dopo ti spiego, no? È una roba momentanea, tranquillo. Ho in mano un'idea, guarda, pazzesca, che facciamo i soldi. Aspetta! Oh signor, perché quei Dolce Gabbana, vieni qua che mi hai scemmato il furgone. Ma uno va in giro con gli occhiali a specchio alle 4 del mattino, che mi succede in giro a lavorare, amico. Ascolta un attimo, ho la palusa, vieni qua da me una mano che c'è un pezzo di lamiera tutto storto. Oh tipo, cazzo scusa, cioè però anche te sei venuto fuori all'improvviso. Subifera mia all'improvviso. Cazzo, Volibello, agile, tranquillo e sei venuto fuori, come no? Agile, tranquillo, vieni qua un attimo. No, ma sei fuori! Che vale, ci sono qui i testimoni. Senta, scusi passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente. No, non ho visto niente io sono qua solo perché mi piace il cazzo.
avete aderito a questa moda che ormai sta impazzendo tutta Italia, la moda del cazzo, che sicuramente è partita dalla nostra città, a casa della città del cazzo, però è una moda, insomma, e come tale bisogna inseguirla più che seguirla. Adesso